Il partito animalista italiano può esultare per aver contribuito a fermare la traversata Gorizia-Budapest ad alcuni cavalli in carrozza per promuovere il brand Io sono Friuli Venezia Giulia. Il caldo sarebbe stato troppo per gli animali, ma forse anche per gli uomini. Di questa partenza con 4 carrozze trainate da cavalli per promuovere lo slogan Io sono Friuli Venezia Giulia da Gorizia, Piazza Transalpina a Budapest, 585 chilometri, quindi una media di 80 chilometri sotto il solleone. Questo, se non è maltrattamento di animali, come ha rilevato anche l'associazione Italian Horse Life Protection, che ringraziamo perché anche loro si sono appellati al prefetto di Gorizia, e come anche ha rilevato la LAV, che si è associata alla nostra protesta. Quindi l'evento è stato finalmente sospeso e noi chiediamo un tavolo di confronto in modo che anche il regolamento del comune di Gorizia possa inserire dei divieti, anche il divieto di usare i cavalli come strumento scenografico. Certo sarebbe stato più elegante che il comune di sua iniziativa stoppasse l'evento. Crediamo che anche l'eventuale equipaggio con 40 gradi in giro per l'Europa avrebbe sofferto, quindi gli animali sì, ma anche gli esseri umani. Restano due fronti aperti. Il primo a Cividale, dove in riva al Natisone è stato denunciato che bambini pescano pesci con retino lasciandoli morire sulla riva e a volte anche seviziandoli. Ci sono arrivate testimonianze nelle quali purtroppo nella spiaggia di Borgo Brossana i bambini, alla presenza dei genitori, fatto ancora più grave, prendono i pesci con dei retini dal Natisone e li lasciano morire soffocati fuori dall'acqua. Qualcuno anche li sevizia, così ci è stato riferito. Abbiamo chiesto in questa PEC che il sindaco e l'autorità pattuglino la zona, questi sono reati da accertare in loco, e anche attivino il servizio di sorveglianza con delle telecamere. E infine la questione Trasaghis, dove sono stati trovati cani denutriti in condizioni di invivibilità, anche con 2 esemplari morti. Il PAI chiede le pene massime. Un cucciolo morto dopo il recupero e un altro più adulto pare trovato morto. Noi abbiamo presentato una denuncia alla Procura della Repubblica chiedendo l'applicazione delle pene massime e quindi l'applicazione di tutte le aggravanti del caso.